Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Voglio, mi raccomando, tasto like e commento. Voglio, posso dire una cosa? È arrivato il freddo, voglio. Qui in Toscana, cioè dalle mie parti, ma non so, a Firenze, a quelle altre parti, a Livorno, non so. Però qui è arrivato il freddo, diciamo freddo, saranno 12 gradi, ci saranno, diciamoci la verità. Freddo non è. Comunque, a parte questo, allora, signori, io volevo fare una piccola riflessione, no? Su quello che è successo oggi in conferenza stampa e poi vorrei parlare proprio anche della partita di domenica. Allora, quello che è successo in conferenza stampa, ragazzi, il dissing che ha fatto Antonio Conte a Radio Kiss Kiss Napoli non deve passare in sordina, non deve passare in silenzio questo sbottamento di Antonio Conte in conferenza stampa, anzi questo è un messaggio a tutti i giornalisti di fede napoletana, no? Siamo i migliori tifosi, quando si sente siamo i migliori tifosi d'Italia, tutte queste cagate, no? Allora, cari giornalisti napoletani, voi che andate a fare le conferenze stampa oppure che scrivete articoli sul Napoli, come è giusto che sia, perché è il vostro lavoro, io non sto qui a dire che voi non dovete più lavorare della carta stampata, a parte carta stampata oramai il più è tutto digitale, diciamoci la verità, quindi ognuno può diventare un giornalista, perché basta aprirsi un blog e tutti quanti diventano giornalisti, no? Per così dire. Però ecco, quello che dice Conte deve far riflettere molto a queste persone, perché non è la prima volta che molti giornalisti napoletani vadano contro la squadra, e questa è una cosa che non va bene, ragazzi, non va assolutamente bene, perché ribadisco, sono stati 10 giorni bruttissimi, senza Napoli, senza questo e senza quello, piene di polemiche anche dopo Inter-Napoli. Sapete tutti quello che è successo, ci ho fatto anche un video al riguardo su questa cosa proprio per Inter-Napoli. Ecco, andatevelo a recuperare se volete, così vedete anche i video vecchi e come io la pensavo a quel 10 giorni fa proprio di quella partita. A parte questo, continuo a ribadire, dopo questo polverone alzato da Conte, da Marotta, De Laurentiis poi che risponde, ecco, se anche i giornalisti continuano, no, ad andare contro altre società, altri presidenti, altre persone, ecco, questa è una cosa che al Napoli stesso non fa bene. Non fa bene in primis perché continua a izzare qualcosa che è passata, basta, è finita. Se no torniamo all'intervento di Inter Juventus degli anni 2000, quello di Ronaldo, no? Per farvi capire, vabbè, che poi hanno dato il rigore alla Juventus. Se no rimuciniamo, c'è gente ancora che si indigna di per quel calcio di rigore che poi non è stato dato. A parte questo, ecco, il giornalista napoletano però è una cosa che io veramente non riesco a concepire, è sempre quello che va contro la squadra. Io questa cosa non la capirò mai. Allora, la squadra ora sta andando bene, diamine, non saremo dei fulmini di guerra sotto porta il Napoli fa fatica, anzi fa letteralmente paura sotto porta, diciamoci la verità, che sta facendo veramente schifo sotto porta, però non puoi andare a dire vicino a Conte però Meret, sai, di qua e di là Meret non sta facendo bene, cioè poi non è che dici il reparto difensivo compreso il portiere, puoi dire in quel modo, no, qui si dice proprio il nome e cognome, Alex Meret in questo momento, cioè, Cristi Dio, ma come puoi pretendere? No, il Napoli sta al primo posto in classifica, attualmente siamo al primo posto, siamo a +2 sulla Juventus, +1 dall'Inter, va bene? Siamo noi che dobbiamo decidere il futuro nostro, perché ora chi è davanti poi deciderà il suo futuro, no? Questo è sempre successo, chi sta davanti comanda il ritmo del campionato, se io vinco poi devi vincere tu per forza. Questo voglio, la mano sul fuoco, questa ce la potete mettere, vi bruciate sicuro, perché voglio, è così è, chi sta prima in classifica comanda il ritmo di quell'altre, va bene? E fino a qui ci siamo. Però che senso ha ad andare a fare una domanda a Conte su Meret, cioè tutte le sante volte, ora si è finito con Lukaku, perché tutte uguali di conferenze stampa, ma Lukaku, quanto è importante Lukaku, perché Lukaku di qua, perché Lukaku lo fai giocare di qua, perché Lukaku non lo levi, perché non fai giocare questi altri, cioè a una certa poi naturalmente vedete Conte poi sbotta,
e fa benissimo, fa veramente bene a sbottare, a mandarvi a fare in culo, scusatemi la parola, in questo modo. Fa benissimo, anzi io serio facevo anche peggio e io dicevo: tu di che radio sei? Radio Kiss Kiss Napoli. Boh, da domani non entri più, domani non mi fai più le domande, rimani a casa, vai. Poi altra cosa che io non riesco a concepire: siamo stati 22 minuti, perché tanto è durata la conferenza stampa di Conte, quella di Ranieri è durata 10 minuti, e occhio alla Roma, occhio alla Roma, perché qui nessuno si è focalizzato sulla partita con la Roma, nessuno, qui siamo stati a pensare tutti alla partita dell'Inter contro il Napoli di 10 giorni fa, e nessuno ha detto: mister, come pensa che la Roma cambi? Secondo lei Ranieri può veramente dare una svolta già a partire da Napoli a questi giocatori? Anche se non ci sarà Dybala, anche se non c'è Hummels, pensa che la Roma possa già immagazzinare quello che è stato Juric la prima giornata di campionato, un secco 3-0 Juric alla prima di campionato? È possibile secondo lei? Ragazzi, qui questa la domanda era semplice. No, invece abbiamo parlato di Dybala, di Marotta, di Inter Napoli, cioè non ha senso. Parliamo dei giocatori, parliamo male di Meret. Oggi parliamo male di Meret, perché così deve andare, perché dobbiamo parlare male di Meret, perché in 10 giorni che non c'è stato il Napoli noi non siamo stati capaci di creare una domanda a mister Conte. Cioè ragazzi, ma questo è veramente grave, questo è veramente grave. Poi ci domandiamo perché le conferenze stampe non vengono seguite da molte persone. Ecco, andatevi a vedere la conferenza stampa di Ranieri, guardate quante visualizzazioni c'ha la conferenza stampa di Claudio Ranieri rispetto a quella di Antonio Conte, andatevela a guardare. Ranieri dice una cosa molto importante: sarà difficile per il Napoli, ma sarà difficile anche per noi, senza mettere nessuno mano avanti, perché lui dice: io sono da poco arrivato e i miracoli non si fanno, come disse Conte se non sbaglio proprio alla conferenza di Inter Napoli, disse: i miracoli c'è una persona che li fa e sta in cielo, io non posso fare miracoli, io lavoro con quello che ho. E quindi ecco, quello che non riesco a concepire: perché bisogna andare sempre contro la nostra squadra? Perché questi giornalisti devono sempre mettere zizzania contro i giocatori del Napoli? Cioè, io non riesco a concepire. Parlate male di un'altra squadra, parlate male della Roma, perché giochiamo con la Roma, parlate male dell'Inter, parlate male della Juve, parlate di altri allenatori, parlate di altri giocatori soprattutto, ma non venite a parlare male dei giocatori del Napoli, perché così, se Meret, sapete tutti, Meret ora dovrebbe essere vicino alla firma del contratto, parlano 200 milioni per la firma del contratto di Meret. Se Meret domani dice: sai che c'è, mi avete rotto il cazzo, io prendo e vado via, rimanete con Caprile e Contini. Cioè, non vi credete? Meret, ragazzi, guardate che a Milano Meret ha fatto diverse parate buonissime, e poi ha fatto che la stronzata, se poi stronzata vogliamo parlare, andava a 110-115 km/h quel tiro, quindi piano piano non andava quel tiro. Quindi non riesco a concepire questa cosa. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli. Ciao a